Innanzitutto e grazie di essere qui presenti, grazie prima di tutto agli organi di stampa, grazie al presidente di Confidi Veneziano Sandro Ravenna, che è alla mia sinistra, il presidente di Confartigianato Portogruaro Martin Siro, il presidente di Confartigianato Sardonà Laura Temprato e alla mia destra grazie particolare anche alla Fulladria, oggi presente nella persona del dottor Morellato Giuseppe. Io sono Mauro Anese e sono il vice direttore generale di Confidi Veneziano. Siamo giunti qui oggi a questo importante momento, a questa conferenza, perché la situazione di criticità che sta attraversando la nostra economia, non solo quella del nostro territorio, ma anche quella nazionale e quella mondiale, giunge ormai al 6° anno. Una crisi che nessuno aspettava così profonda e soprattutto nessuno aspettava così lunga. Una crisi che purtroppo ha lasciato sul terreno centinaia di migliaia di imprese. Moltissime imprese hanno cessato la propria attività, moltissime purtroppo sono fallite e quindi in una situazione del genere far credito diventa ancora più difficile. Il motivo per cui siamo qua è perché vogliamo intervenire verso quelle imprese che oggi noi abbiamo definito eroi. Sono quelle imprese che hanno avuto la forza, la capacità di stare ancora in piedi, ma anche queste imprese, se non trovano il giusto supporto da parte del sistema bancario, difficilmente possono continuare ad andare avanti. Siamo in un momento in cui la crisi ha messo in risalto ancora di più le difficoltà di accesso al credito. Accesso al credito che naturalmente è legato anche alla situazione economica delle imprese stesse. Immaginatevi che dopo 6 anni le imprese che hanno sopravvissuto si trovano ad avere situazioni di bilancio che sono completamente diverse a quelle che avevamo potuto riscontrare nel passato. Bilanci con fatturati in forte riduzione, una marginalità che le poche imprese che ce l'hanno è ridotta comunque al lumicino, una situazione dove appaiono ben presenti crediti in maniera molto consistente, parte dei quali probabilmente non verranno mai riscossi o verranno riscossi comunque con una tempistica assai lunga nei tempi. È chiaro che di fronte a una situazione del genere il sistema bancario trova ancora maggiori difficoltà nel concedere il credito. Ecco perché il ruolo di Confartigianato, di Confidi Veneziano, che è un'importante società che concede garanzie di imprese, è un facilitatore, è un mezzo per permettere alle nostre imprese di ottenere in questo difficile momento credito. È chiaro però che dobbiamo fare un passo in avanti e l'accordo che oggi sottoscriviamo va proprio in questa direzione. Dobbiamo fare un passo in avanti nel senso che dobbiamo cominciare a valutare le imprese in maniera diversa rispetto a come le abbiamo valutate nel passato, con i presupposti che prima vi ho spiegato: fatturati in calo, utili risicati al minimo o addirittura molte aziende in perdita, esposizioni bancarie che si sono ingigantite rispetto a quella che era l'esposizione comune di un'impresa. È chiaro che tutto questo comporta un peggioramento del merito creditizio, un rating quindi che comporta una difficoltà di accesso al credito e un peggioramento delle condizioni. È chiaro che dobbiamo guardare le imprese in maniera diversa, dobbiamo guardarle soprattutto su quella che è la progettualità delle imprese. Ecco, è uno dei punti cardini. La progettualità, le prospettive future sono elementi che possono comunque farci guardare l'azienda con una prospettiva diversa.
L'accordo prevede alcuni punti basilari. Innanzitutto la tempistica. Le nostre imprese hanno un problema di sapere se il credito gli viene concesso o meno, prima di tutto, e quindi fissare dei tempi ben precisi. Con la Friulare abbiamo fissato questo tempo in 30 giorni, è già un elemento importante. Dire subito sì o no alla posizione, in senso che dopo l'attesa di diversi mesi spesso la risposta è negativa o comunque viene condizionata, è un sì condizionato a tutta una serie di balzelli che comunque impediscono all'impresa di poter ottenere credito. Quindi di fronte a una situazione del genere capite che avere tempi certi e una risposta assolutamente certa è un altro elemento fondamentale per andare avanti. Un altro degli obiettivi che ci siamo dati è quella di condivisione della pratica, la condivisione che passa attraverso un'analisi, attraverso una maggior conoscenza dell'impresa. L'impresa non è solo bilancio, non sono solo numeri, sono il know-how, sono una serie di elementi che permettono di valutare l'impresa in maniera diversa. Ecco, con tutti questi presupposti siamo giunti alla sottoscrizione di un accordo che poi sottoscriveremo qui in vostra presenza, anche per certificare un momento assolutamente importante. Ecco, detto questo, io passerei innanzitutto la parola alla banca, se deve aggiungere qualcos'altro, dicendo che la banca ha voluto comunque mettere a disposizione un plafond cospicuo, in maniera tale da poter venire incontro alle esigenze delle imprese, un plafond indirizzato sicuramente a tutte le necessità di cassa, di liquidità delle imprese, per sostenere gli investimenti. In un momento così difficile comunque ci sono imprese che continuano a investire e vanno assolutamente portate avanti a livello di progettazione e di progettualità. Un altro elemento importante e di attenzione che la Friularia è rivolto alle energie rinnovabili, un altro campo assolutamente importante dove c'è massima attenzione, e soprattutto attenzione a tutti quei provvedimenti anticrisi messi a disposizione direttamente dalla Regione Veneto e utilizzabili tramite la Veneto Sviluppo. È stato valutato proprio perché c'è una banca che ha una forte capillarità nel territorio, noi che conosciamo molto bene il territorio abbiamo tanti soci. Volevo darvi altri dati. In un momento di restrizione del credito ci ritroviamo che nel 2013 il Consiglio veneziano ha in questo momento qua 158 milioni di affidamenti al 30 del 9, di cui ben 56 milioni sono qua nell'area del Veneto orientale. Probabilmente anche questo è un dato che ha fatto valutare la banca il perché di sviluppare questo accordo, diciamo, su questo territorio. Come si pone Confidi Veneziano con il sistema bancario, cioè come è valutato Confidi Veneziano nel sistema bancario? L'ottimo rating che ha il Confidi Veneziano senz'altro è dato dalla gestione che c'è stata negli ultimi anni, che ha permesso di avere un patrimonio veramente importante, che ci permette in questo momento qua di poter fare credito, e mentre tutto quanto il credito sta calando in generale del 25-30% circa, noi nell'ultimo anno siamo riusciti a crescere quasi del 10%. Questo vi fa capire che probabilmente il lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro fatto bene e che è riconosciuto anche dal sistema bancario. Mi sembra, io non devo fare altro che ringraziare di nuovo la Friularia per questa collaborazione che abbiamo messo in piedi, che io spero dia tutti quanti i frutti che
Quaro. Martin, Siro, grazie. Funziona questo? Sì. Buongiorno a tutti, mi associo ai saluti, scusate, che ha già fatto chi mi ha preceduto. E devo dire che ho sentito parole importanti. Parto dall'ultimo intervento del Presidente di Cofidi veneziano. Ha dato numeri importantissimi sull'ammontare degli affidamenti e quanto sia la percentuale di questi affidamenti riservata ai nostri due mandamenti, al Veneto orientale. Ed è una percentuale pari al 33%. Vuol dire che il compito che stanno facendo le nostre associazioni, che è quello di guidare le nostre aziende verso il credito, anche il credito co-garantito come è in questo caso quello di Cofidi, lo stiamo svolgendo bene. Quindi credo sia importante far capire ai nostri associati che molte volte i no delle banche, che purtroppo ci sono, e dovremmo entrare nel merito se sono tutti giusti o tutti sbagliati, a volte arrivano di no perché i nostri associati sono un po' impreparati quando si rivolgono all'istituto di credito. Il filtro, la preparazione, lo studio che può fare l'associazione può essere poi invece la mano vincente, quello che permette di ottenere quel credito che a volte la banca viene rifiutata. E che le nostre associazioni lo stiano facendo bene lo dicono i numeri, non lo dicono io, ma lo dicono proprio le percentuali che vengono, che incidono sull'intera operatività di Cofidi. Ho sentito anche paura di chiedere credito. Beh, la paura di chiedere credito c'è, perché se uno non ha prospettive, non ha futuro ed è una persona che ha della coscienza, forse ha difficoltà a chiedere prestiti del denaro che poi ritiene già di non poter restituire. Ricordo però l'ultimo slogan di questo pieghevole mi piace, dove c'è scritto: dove il giudizio non si ferma al passato ma guarda al futuro. Io mi auguro anche che venga valutato il futuro di chi non ha passato, però. Cioè abbiamo le nuove imprese, le nuove generazioni, quelli che possono dare un nuovo slancio alla nostra economia, non solo legate alla tradizione familiare, ma che intendono partire di nuovo, imprese tecnologiche o anche che vogliono attivare attività che sono tradizionali, ma che sono frutto di iniziative di un imprenditore nuovo, possa trovare credito. È sempre difficile però per queste perché non hanno un passato. Secondo me, se continuiamo solo a rimanere chiusi nei paletti che abbiamo avuto fino ad oggi, queste nuove attività avranno sempre più difficoltà a svilupparsi e avremo sempre più difficoltà a dare un nuovo impulso alla nostra economia. E io qua mi fermo e ringrazio ovviamente la Banca Popolare Friularia per l'apporto che ci potrà dare. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Colgo proprio l'occasione per ricordare che trattiamo una serie di fondi che sono messi a disposizione dalla Regione Veneto proprio per incentivare l'imprenditoria giovanile e quindi tutta l'operatività delle start-up attraverso anche dei fondi particolari dove viene elevata la garanzia all'80% e quindi senza dubbio già lo facciamo, ma lo cercheremo di farlo ancora nel miglior modo, perché fin tanto che nasce un'impresa e va avanti c'è possibilità di economia, altrimenti pian piano l'economia andrebbe a interrompersi. Ecco, passerei ora la parola al Presidente dell'Associazione di San Donà, Lara Del Brando. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io indubbiamente condivido i saluti fatti precedentemente. Inizio subito con lo smentire Anese, l'amico Anese, che parla di crisi eccetera eccetera. Non siamo più in crisi, ragazzi, questo è il nostro standard, punto. Chi pensa di ritornare ai gloriosi tempi sta sperando sbagliato, non torneremo mai più come qualche anno fa. Quindi partiamo dal concetto che non siamo più in crisi, quindi questa è una notizia per la stampa. La crisi è finita e andiamo oltre. Al di là di queste battute, che comunque le penso veramente, posso solo che complimentarmi con la Banca Friularia, che come diceva prima il rappresentante
banca del territorio e quant'altro, per avere il coraggio in questo momento di mettere delle risorse a disposizione per il mondo produttivo e soprattutto in particolar modo per il mondo artigiano. Ma non tanto per supportare o per far sì che ci siano un po' meno problemi, ma guardando dritti verso il futuro, nel senso che spesso troviamo in noi delle banche che, al di là del rating e tutte quelle storie che sono state inventate, per carità anche in parte condivisibili, ma che hanno frenato non poco tutta quella che è l'economia, quella vera, quella in grado di proporre cose nuove, di andare oltre allo standard. E penso che lo strumento che questa mattina, supportato dal nostro Confidi e quindi condiviso ampiamente dalle nostre associazioni, sia assolutamente una cosa da imitare da parte anche di altri istituti bancari. Magari come associazioni facciamo anche magari qualche altra riflessione, nel senso che è inutile, completamente inutile che le banche ci mettano a disposizione, quando ci mettono a disposizione dei quattrini e quant'altro, quando la stragrande maggioranza dei nostri associati è vittima dello sport nazionale che è il non pagare. Quindi credo che anche come associazioni dovremmo fare degli interventi precisi e puntuali per poter garantire in maniera seria la qualità dei pagamenti dei nostri associati, che in tanti casi non avrebbero neppur bisogno del supporto bancario. Quindi prendiamo atto che la situazione comunque è questa, e da parte mia ringrazio assolutamente chi ha strutturato, che poi tra l'altro è nato proprio qua, sto progettino lanciato così in forma forse anche poco creduta dalla Friulatria in un'altra occasione qualche mese fa. Quindi sono veramente contento che è stato concretizzato, e quindi questo è, secondo il nostro punto di vista, la strada giusta per iniziare